Aquileia, fondata nel 181 a.C., capitale della X Regio Romana, poi culla della cristianità, Aquileia Mater è la tappa di questa nuova puntata e quindi entriamo subito nella magnificente basilica dedicata alla Vergine e ai santi Ermacora e Fortunato, le cui radici affondano intorno al 313, quando Costantino concesse a tutti la libertà di culto. Patrimonio dell'umanità UNESCO, assieme alla sua vasta area archeologica, la Basilica Patriarcale è un tesoro inestimabile in tutte le sue parti e stratificazioni. Qui ci concentriamo su questo tappeto delle meraviglie, per un pavimento che è il più esteso mosaico paleocristiano del mondo occidentale. Un lastricato musivo che indora le navate con una miriade di scene simboliche, tra piante e animali, motivi geometrici, fitomorfi, ritratti e allegorie. Ed ecco che nell'ala destra c'è la scena del buon pastore con il gregge mistico, un Cristo giovane e imberbe con alle spalle la pecorella smarrita e un'altra al suo fianco, e nella mano destra tiene la syrinx, lo strumento a noi meglio noto come flauto di Pan, qui a 8 canne di bambù di lunghezza scalare. Un mosaico di età post-teodoriana del IV-V secolo inscritto in una pianta ottagonale. E questa è un'immagine sacra unita a uno strumento che ci riporta dritti al mito greco del satiro Pan, metà capra e metà uomo, dio delle selve con la cui syrinx ammaliava bestie e irretiva viandanti, uno strumento da lui inventato, forgiato per amore della ninfa Syrinx che, vista nei pressi di una palude, la inseguì per possederla, salvata in extremis dalle Naiadi, che la trasformarono in una pianta di bambù. E Pan, sconsolato, da alcune di queste canne costruì lo strumento, come a voler ridarle la voce e il corpo con questo gesto d'amor passionale. Ma tornando alla sacralità cristiana e legando quest'opera al ricco patrimonio dei canti liturgici e al rito aquileiese, non si può non citare San Girolamo, che di qui passò, e nelle cui cronache, lodando il canto di quel popolo prossimo friulano, scrisse: «I chierici di Aquileia cantano come un coro di santi, quelli di Roma invece abbaiano come cani».